Alle 20 di questa sera scadrà il termine per la presentazione delle liste per il Parlamento nazionale, con la scelta dei candidati per i collegi uninominali e la quota proporzionale di tutti i partiti. Tantissime le richieste, i posti sono diminuiti con il taglio dei seggi e le pressioni ai big del partito aumentano, che spesso sono costretti ad accontentare uomini di peso nelle diverse realtà territoriali ed in alcuni casi vengono catapultati dall'alto uomini e donne che con il territorio non hanno alcun rapporto e relazioni. Molti partiti che hanno deciso di confermare gli uscenti e di puntare su sindaci, amministratori, rappresentanti delle libere professioni, categorie produttive, uomini della cultura, dello sport, del turismo e dell'associazionismo e volontariato. Fratelli d'Italia lancia alcuni uomini di spicco come Marcello Pera, Carlo Nordio, Giulio Tremonti accanto ai big del partito come La Russa, Lollobrigida e Raffaele Fitto e pochi giovani del partito promossi in prima linea. Forza Italia piazza a sorpresa due candidature importanti come Rita Dalla Chiesa in Puglia e Maurizio Casasco, presidente di Confapi a Brescia, anche se deve accontentarsi con degli uomini imposti dall'alto nelle isole al sud dove certa è la probabilità di successo. I big naturalmente sono tutelati e hanno anche tutelato i loro fedelissimi. Berlusconi ha candidato la compagna Fascina nel proporzionale in tutta la Campania alle spalle di Tajani che guida le circoscrizioni. Gianfranco Miccichè volerà a Roma per garantire la sua truppa al Senato in compagnia della Prestigiacomo e Giammanco. Con le elezioni regionali in Sicilia ci sarà invece un'operazione per riequilibrare il tutto. In anteprima vi leggiamo i nomi dei capilista e dei collegi uninominali in Sicilia per il partito di Forza Italia, che sono Marta Fascina, Tommaso Calderone, Matilde Siracusano, Gabriella Giammanco, Stefania Prestigiacomo, Stefania Craxi, Gianfranco Miccichè, Giorgio Molè, Margherita La Rocca Ruvolo, Bernadette Grasso e Paolo Emilio Russo, per la Sicilia naturalmente. Michela Vittoria Brambilla come indipendente sarà candidata a Gela, Saverio Romano pure in Sicilia ed esponenti di Toti in Liguria. Per il terzo polo i due leader Renzi e Calenda saranno entrambi candidati in Senato, ciascuno guida 4 circoscrizioni con le conferme delle ex ministre Bellanova, Puglia e Sicilia, della Boschi, Lazio e Calabria, Bonetti, Sardegna e Veneto, Maria Stella Gelmini, Lombardia e Toscana e Mara Carfagna, Puglia e Campania. Tutti i big si presentano nel proporzionale vista la quasi impossibilità di conquistare un seggio uninominale.